diocesi di Agrigento, quindi Termini Imerese, Corleone, Bisacquino, Lercarafriddi, Vicari. Tutto questo territorio apparteneva alla diocesi di Agrigento, quindi poi Sciacca, Licata, Agrigento, un territorio enorme, era una diocesi importante. E il vescovo Andrea Lucchesi-Palli fu nominato nel 1755, il 16 ottobre 1765, dopo 10 anni di permanenza ad Agrigento, fece un gesto di grande generosità. E poi racconterò un fatto che serve a far comprendere la generosità di quest'uomo. Il 16 ottobre 1765, davanti al notaio Giovanni Giudice, lui fece l'atto di donazione della sua biblioteca personale al popolo agrigentino, pubblico donata, cioè lui nella vita, con i suoi soldi, con i suoi risparmi, era principe di Capofranco, le risorse non gli mancavano, comperò, era un bibliofilo ma anche collezionista di opere antiche, quindi comperò tantissimi volumi antichi di valore, comperò tante reperti archeologici, comperò delle monete, qui voi vedete in questa bacheca dei calchi, delle riproduzioni di monete che sono custodite al British Museum a Londra. Era un uomo di grande cultura ma anche collezionista, quindi decise di regalare tutta la sua collezione al popolo agrigentino e naturalmente realizzò la struttura, l'edificio, costruì dalle fondamenta la biblioteca, poi realizzò la scaffalatura e qui collocò tutte le sue opere. Voglio essere sintetico perché credo che possiamo tra un minuto cominciare, però le cose essenziali vi dirò, le cose essenziali. La cosa caratteristica, la generosità di Lucchesi-Palli. Non so se avete avuto la possibilità, ma vi invito a chi ancora non l'ha vista, la mostra al museo archeologico, la collezione Panitteri, vasi greci, 10 vasi greci che fanno parte di una collezione di 47 vasi. Questi vasi agli inizi dell'Ottocento furono trovati in un terreno che aveva comprato un canonico, un ciantro. Il ciantro è uno dei titoli del capitolo dei canonici, viene da chanter, il capocoro sarebbe, quello che intona i canti, ciantro, chanter. Questo canonico Panitteri, certamente per tanti motivi, hanno ricostruito tutti i vari passaggi, avendo trovato questi vasi bellissimi, belli, affascinanti, incantevoli, io sono rimasto lì ad ammirare, entusiasta nella bellezza dell'armonia, delle forme e anche dei dipinti, dei disegni. Questo vendette al principe Ludwig di Baviera 47 vasi. Lucchesi-Palli al contrario, Lucchesi-Palli spese tutta la vita, spese tutte le sue risorse a comprare libri e li donò al popolo agrigentino. Siamo all'opposto. Per questo dico Lucchesi-Palli è un uomo di grande generosità, uomo illuminato. Uomo illuminato lo possiamo evidenziare da un solo aspetto. Questa biblioteca che lui donò al popolo agrigentino fu realizzata con un criterio ben preciso. Dispose libri in questa maniera, e l'aspetto che devo dire perché rivela la modernità. Lui figlio dell'illuminismo sano, possiamo dire. Figlio. Si entra nella biblioteca, l'ingresso non è quello che avete fatto voi, è alle vostre spalle, c'è l'antisala e lui collocò sulla parete, sul lato sinistro della biblioteca, tutte le opere di natura, una volta si diceva profana, laica. Sul lato destro tutte le opere di natura religiosa e in maniera simmetrica, speculare, si fronteggiano. Da una parte i libri del codice civile, dall'altra parte i libri del diritto canonico.
Da una parte storia civile, dall'altra parte storia sacra. Da una parte gli scrittori antichi, dall'altra parte i primi scrittori cristiani, i padri della Chiesa. Da questa parte filosofia, da questa parte teologia. E poi questo criterio lui lo rese plastico attraverso quei medaglioni che vedete sulla parete alle vostre spalle. Ecco, al centro c'è la statua, in alto ci sono due medaglioni con due figure femminili che rappresentano la ragione e la fede. La ragione, questa figura femminile che con la mano sinistra indica rivolta verso la testa, tiene in mano un libro, cioè ciò che l'uomo ha pensato e che poi ha registrato nei libri, nei volumi. Dall'altra parte l'altra figura femminile che tiene in mano uno specchio però che è rivolto non verso il volto della donna, è rivolto verso l'alto, riflette Dio. La teologia, ragione e fede. Guardate la modernità. Non so se vi ricordate, 25 anni fa Giovanni Paolo II scrisse un'enciclica, una delle 12 encicliche, Fides et Ratio. La fede e la ragione sono le due ali che ci portano a Dio, le due ali. 260 anni fa Lucchesi Palli realizzava quest'opera con questo criterio. Naturalmente non è un'idea originale, Sant'Agostino già parlava di fede e ragione, San Tommaso fede e ragione, è un'idea che fa parte del patrimonio cristiano. Fede e ragione che dialogano, non si contrappongono, non c'è antagonismo, c'è dialogo, c'è collaborazione. Che bello questo! E oggi noi siamo qui, nel Tempio della cultura, ma io dico anche nel Tempio della bellezza. La biblioteca lucchesiana è la manifestazione della realtà di Dio. Dio è bellezza, bontà e verità. Vero, buono. Bellezza, bontà e verità. La bellezza delle forme, la bontà. Lucchesi Palli diceva: venite qui a studiare gratuitamente perché voleva elevare il livello culturale, morale e spirituale della comunità. Quindi la trasmissione della verità in un contesto di bellezza, e tutto questo poi ci porta a Dio, ci conduce a Dio. Allora l'ambiente più adatto, più idoneo a vivere questo momento penso che sia questo Tempio della cultura, questo Tempio della bellezza e la biblioteca lucchesiana. Quindi non aggiungo altro, voglio semplicemente augurare buon lavoro a voi, grazie per quello che avete realizzato, grazie per questa ricchezza che avete portato al nostro territorio, grazie per quello che avete realizzato a Naro. Diceva il professore Vinci Guerra, ma già lui era informato senza che io lo sapessi. Io sono stato parroco a Naro dall'89 al 98, 90 anni, quindi sono molto legato a Naro, legatissimo, molto legato a Naro. Quindi avere realizzato queste opere, aver arricchito il paese, questa comunità, con tutti questi dipinti, questi affreschi, sia interni che esterni, è veramente un'opera che rimane nella storia e che lascia una traccia di bellezza. E quando c'è bellezza, io dico sempre, estetica ed etica, il bello e il buono vanno a braccetto, l'estetica e l'etica, cioè curare la bellezza delle forme, la bellezza dell'ambiente, la cura delle cose, rende più sensibile l'uomo, per cui l'uomo diventa anche più buono. È importante questo aspetto. Per questo l'arte ha una funzione meravigliosa, perché l'arte, il bello è sempre espressione di Dio, ma anche non è l'obiettivo principale, è una funzione pedagogica, perché educare alla bellezza è un contributo enorme che viene offerto alla crescita della città. Grazie ancora e buon pomeriggio. Ringrazio Don Angelo Chellura, mi ha anticipato gran parte del discorso, perché molti elementi del suo discorso ci rientriamo anche noi: trasmissione, conoscenza, verità, in forma laica, ma la pratichiamo anche noi, è diretto. La bellezza è il nostro tema principale. Tante cose che ci troviamo, forse io non lo sapevo perché non sono uno molto vicino a questi temi, per natura, per mia scelta, però mi ritrovo molto in queste parole.
Forse mi sta convertendo, padre Bruno. Abbiamo un nuovo percorso, no? È bello, mi piace il clima, ringrazio tutti i presenti che sono venuti oggi. Abbiamo anche personalità che arrivano da Bolzano, un po' da Firenze, si è mosso tutto. Quindi si vede il tema attrae, è importante. Educare alla bellezza è un tema fondamentale oggi, specialmente in questo momento dove ancora ci si sforza e ci si ingegna dove trovare la bellezza nella bruttezza. Io non credo che sia possibile, ci ho rinunciato 20 anni fa, ma è un tema importante nell'arte contemporanea, di trovare la bellezza nella bruttezza. Non so, forse qualche miracolo può fare qualcosa, ma io non ci credo. La bellezza è la bellezza. Tutti noi sappiamo quello che è bello e quello che è brutto. Siamo in grado di scegliere quello che è buono e quello che è cattivo, lo sappiamo scegliere. Non c'è bisogno di una intermediazione di altri illuminati per educarci a questo, lo sappiamo. Quindi, torniamo al nostro discorso che è importante, vi spiego anche perché siamo qui. Noi come Accademia di Belle Arti tanti anni fa abbiamo iniziato un percorso un po' pionieristico partendo da sindaca Rossana Soffitti, che amministrava un comune molto piccolo simile a Naro, ma con le stesse problematiche. Non avevano soldi, però avevano un problema: molti soggetti della cittadina mortificavano gli spazi pubblici, i giardini, le scuole con parolacce, i soliti disegni che sappiamo. È inutile ricordare che tipo di iconografia c'era. Decidiamo di attuare un primo esperimento: portiamo l'arte, portiamo la pittura in questi luoghi e vediamo se questi banda reagiscono. Non sono più intervenuti. Una volta ricevuto l'opera vanno neanche la custodiscono, si sono in qualche modo legati con queste opere, quindi questi fenomeni non ci sono più. Questo processo è durato quasi 20 anni, abbiamo prodotto tantissimo nel suo comune, continuiamo a lavorare ancora nonostante non sia più sindaca, ma c'è un'altra giovane ragazza, non abbiamo interrotto questa continuità, che ormai è diventato il nostro punto di forza, si chiama Giovane Artista e Committenza Pubblica, ma dopo lo approfondiamo meglio. Oggi siamo qui perché forse un'urgenza c'è, ragazzi, ve lo dico anche per sensibilizzare la cittadina, perché tutti ci riempiamo la bocca, la cultura, la bellezza. Da 2 anni che noi abbiamo interrotto il rapporto iniziato col comune di Naro, bellissimo, di grandi esiti, si è andato a vedere, è pieno di erbacee. La parte sana di una società in qualche modo deve reagire. Mentre in Toscana tutta questa produzione è rispettata, considerata e tenuta in considerazione, quando noi interveniamo, e io sono siciliano quindi mi brucia forte, questo silenzio voluto, questa indifferenza su tante opere d'arte che hanno dato origine a un museo, quindi come museo va trattato e gestito, mi pesa. Ecco perché sono qui. Siccome abbiamo una grande ambizione, non abbiamo soldi, ma le cose si fanno anche senza soldi. Cercare soldi per fare la cosa è un alibi. Le cose si possono fare anche con pochi soldi. Non è che il comune di Naro chissà cosa è investito per oggi avere nel proprio territorio un museo all'aperto. Questo pochissimo, ce l'ha, è visitato da tutti, è diventato un elemento di grande richiamo. Quindi il nostro intervento qui parte dal fatto che noi vogliamo pubblicare, dare testimonianza dell'esperienza di Naro, è stata importantissima, ha visto partecipare per 2 anni di fila almeno 30 studenti provenienti da tutto il mondo. Qualcuno ha tentato di ignorare, ma un'esperienza vera che ha prodotto ragazzi che hanno conosciuto Naro e si sono affezionati fortemente
che dopo per un fatto politico sono stati buttati fuori senza nemmeno un grazie, una considerazione. Questa mi brucia e lo dico e mi assumo le responsabilità di quello che dico, perché è una cosa vergognosa. Quindi lasciamo perdere questi aspetti, sono direttamente interessato, lo devo dire, e passo la parola alla nostra Brandara, anche lei senza soldi, con grandi visioni. Ora passo qua con lei. Con una grande visione, quella di utilizzare l'arte per rigenerare, ricreare in quel territorio che è ancora in grande sofferenza, portare un po' di vita, portare un qualcosa che fosse da stimolo anche per gli altri giovani della città. Io accetto subito, a me piacciono le sfide, quindi ci siamo trovati e da qui è iniziato questo importante cammino. Occhio, se voi guardate il libro dove tutto è raccolto negli ultimi 15-16 anni, la componente denaro è la parte più importante, sostanziale. 27 opere di grande rilievo, compreso un soffitto di 150 metri quadri a costo zero, qui avete la fotografia, cioè non sono cose da poco, sono cose che la passione, giustamente, come dice il padre Collura, o qualcuno da lassù ci spinge perché ci ha dato un dono e lo dobbiamo rispettare, ci porta a lavorare così, no? Che non è veramente, ma quello che conta, a cui tengo molto dire, che alla chiamata di questi ragazzi, quando si dice giovane, nessuno si è rifiutato, che sono partiti tutti con coraggio in un luogo che non conoscevano, c'era di tutto, peruviani, cinesi, di tutto abbiamo avuto. Ormai è sicilianizzato, quindi io vi passo il microfono, già parlavo troppo, dovevo fare il moderatore ma ho fatto l'annunciatore. Vi passo l'amica Maria Grazia Brandara, quel personaggio a cui sono molto legato, perché è una visionaria, è una che ha grandi visioni, sogni, ci aiutano a vivere e a immaginare come migliorare le cose. Grazie professore, buonasera a tutti e benvenuti. Io ho tra l'altro gli strascichi di una bronchite e quindi spero di riuscire a completare il discorso, perché poi se la tosse interviene abbiamo poco da discutere. Io intanto sono onorata di avervi qui, lo sono come presidente dell'associazione Una Nuova Gorà che ha organizzato questo incontro, ma consentitemelo sono anche di più, anche per l'esperienza che vorrò raccontare, come ex sindaco della mia città, Naro. La chiamo città perché pur avendo la metà dei tuoi abitanti ha il titolo di città, quindi non faccio torto a nessuno quando la chiamo città. E io vi devo dire, mi ero preparata, avevo fatto il mio compitino, però mi piace insomma parlare più in maniera diretta. Io vi voglio raccontare come nasce questa esperienza di Naro. Ha ragione il professore Vinciguerra e caro Saverio, che sono una visionaria, magari mi piace osare nella vita e osando forse insomma si raggiungono come dire, traguardi diversi. Io non voglio dire né superiore né niente, ma certamente diversi, anche se magari non sono capiti, ma poco importa, perché è visionario, non è che lo fa per gli altri, lo fa anche per se stessa. Un giorno una mia esperta del comune mi dice: sai, però là c'è in visita a casa a Favara mio cognato, è venuto perché lui è professore all'Accademia delle Belle Arti di Firenze. Sai, vorrei fargli visitare Naro, perché Naro è bella. Scusa, se di Favara non conosce Naro, sì, ma vorrei che si facesse un giro. Allora immediatamente ho detto, ho organizzato con il buon, non c'è Giovanni, dov'è? Non lo vedo, Giovanni. Ho organizzato una visita guidata al comune, che se lui non ha bisogno di nessuno quando va in un posto, perché sa immediatamente individuare il bello o quello che ci sta anche dietro una cosa brutta. Quindi insomma, ovviamente dopo questo giro che hanno fatto sono venuti lì al comune e quindi per scambiare due chiacchiere. Vi devo dire che immediatamente
è scattata una molla tra me e lui che mi ha portato immediatamente a chiedergli: ma niente possiamo fare con questa Accademia di Belle Arti? Lui subito mi fa: e certo, possiamo fare tante cose. Allora che cosa ci vuole? C'è una convenzione, prepariamo la convenzione. È inutile dire che nel giro di 15 giorni noi avevamo già la convenzione firmata dall'Accademia Belle Arti di Firenze. Ecco, quando l'istituzione comune si incontra con l'istituzione accademica rappresentata dall'Accademia delle Belle Arti di Firenze, e abbiamo deciso di iniziare questa avventura. Allora, cosa si doveva fare? Non vi dico insomma, perché inizialmente certo le critiche ci sono state, perché poi la gente è un poco così, a volte molto strumentale. Lui non l'ha voluto dire, ma lo dico io, è veramente il comune ha impegnato, allora non eravamo in dissesto, ha impegnato una somma esigua doveva servire ed è servita per ospitare questi 30 artisti dell'Accademia di Belle Arti di Firenze che si sono trasferiti a Naro, dovevano mangiare, dovevano dormire da qualche parte, e quindi il comune si è assunto l'onere di rimborsare l'Accademia semplicemente per un fatto insomma di ospitalità, non altro, assolutamente nient'altro. Beh, insomma, vedere questi giovani artisti stare lì a Naro, insomma, intanto devo dire però che la città vi ha accolto, vi ha aperto le braccia, perché vi hanno accolto come membri di una famiglia, soprattutto nella zona di Via Vanelle. Ora ci torniamo, perché prima era la novità, magari prima guardavano con una sorta di diffidenza, ma poi invece si cominciarono ad abituare, no, ad affezionare a questi ragazzi. Quindi è stata un'esperienza davvero bella. Ricordo che quando la prima cosa che abbiamo fatto, si vedeva poco fa il murale che c'è. L'ho chiamato murale, professore, non ti arrabbi, vero? Questa pittura sul muro che è stata fatta a Piazza Roma, a San Calogero, per chi insomma della zona, e io vedevo la gente che si fermava, poi tutti artisti erano diventati, perché anzi dovevano dire la loro: ah no, l'ombra non è giusta, dovete fare così, così. No, avevano molta pazienza, no, mi ricordo io. Allora a un certo punto il professore, che rispetto a tutti gli altri è più rude nel senso bello del termine, allora mi ha detto: scusi, lei che mestiere fa? Quello l'ha guardato e dice: sono muratore. Ma si faccia il muratore, dice, guarda, lei mi può dire cosa fare con l'altro, ma per quanto riguarda l'arte, ecco, calzolaio non c'è la scarpa, insomma, questo era il discorso. Da lì poi abbiamo pensato, hanno pensato, e noi l'abbiamo scelto, di rendere omaggio al beato Rosario Livatino. Il professore cercava un posto che fosse anche, Don Angelo, che fosse visibile prima e rappresentativo. Andava cercando lui qualche casa di qualche mafioso per metterlo proprio di fronte. Allora questo è stato un problema perché poi non ci siamo riusciti. Ho detto: Saverio, senti, facciamo una cosa più corta. Allora noi lo mettiamo proprio a San Calogero, lo mettiamo di rimpetto al nostro santo protettore, il nostro santo nero, così. Allora forse non era Beato Genova. E in ogni caso contrapponiamo la veste del magistrato, perché in ogni caso al nostro San Calogero, e credo sia veramente, non lo faccio perché sono di Naro, credo che sia il più bel ritratto di Rosario Livatino. È una cosa veramente enorme. E l'abbiamo messo nella facciata 5x6. E l'abbiamo fatto nella facciata di una scuola. Quale migliore pubblica, scuola pubblica, nessuno ci poteva dire nulla. Chi l'ha fatto dei ragazzi? Qualcuno è presente, tu hai fatto con tutti, siete stati insieme. Tutti sono anche qua c'è Cristian, mi alza. Cristian, che fa parte del direttivo della nostra associazione. E lui è un pezzo forte di questi ragazzi dell'Accademia stessa. Quindi dicevo, a un certo punto lì al comune, chi c'è stato lo sa, c'era la volta dell'aula consiliare, che era ormai, insomma, il tempo era passato, c'erano le pezze, come si suol dire, e ho detto: io ho osato, sapete, non possiamo fare qualcosa di bello lì? Ma scusa, ma guarda che è complicato, perché dovremmo costruire un ponte che sia, quanti metri quadrati è? 150 metri. 150 metri quadrati. 8 metri dal pavimento. E quindi io dico abbiamo perché mi sento coinvolta in questa operazione. Abbiamo dovuto poi costruire un ponte
così i ragazzi potevano agevolmente lavorare in sicurezza, ovviamente. Lì sopra, senza inibire uffici sopra. perché gli uffici dovevano continuare a lavorare. Li abbiamo dotati di una webcam e quindi tutti i lavori noi li seguivamo, perché giù avevamo messo una televisione, uno schermo, televisione. Si vede che gli anni sono passati, uno schermo, e quindi mentre loro lavoravano noi vedevamo, insomma, gli sviluppi di tutta questa situazione. E devo dire che è stato anche quello, lo vedete, è alle nostre spalle, è diventato così. Quello che vedete è un lampadario di ferro battuto, ma quello è opera di un artigiano narese, tutto il resto è opera dei ragazzi e del professore, e quindi siamo veramente, dobbiamo ringraziare. Io devo dire, caro professore, così insomma evito anche di dire altro, perché mi verrebbe da dire tanto, però mi voglio... non l'ho fatto in tempo, Enzo. Enzo, non l'ho fatto in tempo. Era... Sì. Io proporrei, faremo una richiesta, una petizione. Ma non c'è bisogno, io sono cittadino tutti. Comunque, voglio dire, è stata un'esperienza davvero molto bella. E non è vero che oltre alle opere non ha lasciato niente. Io ricordo una cosa che mi ha impressionato tantissimo. Raccontava prima il professore Vinciguerra che lì, laddove c'erano un po' di degrado, dove c'erano delle scritte sui muri e quant'altro, poi, quando poi, ecco la bellezza che restituisce bellezza, no? Poi è diventata una cosa diversa. Vi devo dire che anche a Naro è stato così. Anzi, vi aggiungo una cosa. Un giorno mi chiama un infermiere della vicina RSA, dove c'è il monumento dei caduti, arrabbiatissimo, e mi dice: guarda, vieni perché ti devo fare vedere una cosa. Alle spalle del monumento dei caduti qualcuno aveva segnato delle parolacce, bestemmie e quant'altro, e quindi ci sono rimasta veramente male, molto male. Non che avesse deturpato le loro opere, ma è la stessa cosa, perché il simbolo del monumento dei caduti non poteva essere. Faccio una diretta e dico: guardate, è successa questa cosa, a me dispiace tanto che qualcuno si è potuto permettere di fare questo. Poi, rivolgendomi, guardando la telecamera, ho detto: tu, piccolo, grande che sia, se sei stato tu, se hai il coraggio, vieni a trovarmi al comune e ne parliamo. Non ci crederete, ma si è presentato un ragazzino di 12 anni. Mi viene e mi dice: sindaco, io le devo chiedere scusa, sono stato io, non ero solo, ero con altre due persone, altri due miei coetanei, un ragazzo e una ragazza. Se mi dai il tempo, io vado a chiamare queste altre due perché le dobbiamo chiedere scusa. Dico: non a me, voi dovete attraverso me chiedere scusa alla cittadinanza. Dopo mezz'ora mi viene con un altro ragazzino, la ragazza non è voluta venire. Allora ho detto: che cosa possiamo fare per riparare? Se ci dà il materiale andiamo a ripulire. Però c'è una cosa, per favore, noi le stiamo chiedendo scusa, per favore, se può non lo dica ai nostri genitori perché si arrabbierebbero e tanto. Ho detto: allora scusate, se io non lo devo dire, voi non potete andare lì a pulire perché altrimenti si capisce che siete stati voi. Non vi preoccupate che vi trovo un'altra cosa. Ho trovato una fesseria in un posto dove non li potevo vedere nessuno, però ho dato la lezione. Ma io ero contenta che in ogni caso ho detto: guardate, vengono dal nord, perché per noi Firenze è al nord, poi quelle di Bolzano, figuriamoci, la Bolzano, vengono dal nord per abbellire la nostra città, che voi vi permettete di fare questo? E loro hanno detto: noi non lo faremo più, e adesso è rimasto anche un ottimo rapporto. Però voglio dire, noi siamo anche qua, adesso parlo con quindi la committenza pubblica con l'arte devono andare a braccetto, perché come ti dicevo l'altra sera, io sono convinta anche del valore esoterico della cultura, che non può essere, a differenza dell'esoterico, restare all'interno di cose insomma, che non vogliamo neanche, di cui non vogliamo neanche discutere. Ma la cultura è trasmissione, quindi chi può assolutamente, anzi, prendere in mano le redini di iniziative a favore della cultura? Il pubblico, perché se il pubblico è di tutti. Vero è che poi voi mi direte: sì, ma quando il pubblico interviene, bla bla bla, e no, perché se cominciamo a dire che non si può fare niente, allora stiamoci a casa, ognuno per i fatti nostri, altro che visionari, cioè non va avanti la vita. Noi dobbiamo dire
che invece dobbiamo sforzarci per fare questo. Certo, del resto i mecenati ci sono stati dal tempo dei Medici ad arrivare alla legge che credo, se non ricordo male io per numeri, credo sia la 717 o del 48 o del 49, che addirittura parlava di mecenatismo dello Stato. Quella legge, ancora oggi in vigore, anche se ora c'è un voler ammodernare quella legge, farebbero bene. Quella legge che cosa dice? Allora, che il 2% di un'opera pubblica finanziata deve essere destinata ad un'opera d'arte. Bene, io quando ero commissario alle Cape l'ho fatto. Hanno approvato il finanziamento del mercato ortofrutticolo e io ho fatto una direttiva agli uffici perché ho detto guardate che voi dovete mettere assolutamente, dovete applicare la legge. E poi io poi insomma il mio mandato è finito, però so che l'hanno fatto utilizzando, insomma, sistema comunque in opera d'arte sempre in ogni caso, anche se artigianale, come dicevamo l'altra sera. Quindi dobbiamo veramente sforzarci le leggi ci sono, dobbiamo chiedere a tutti, voi immaginate per un attimo Enzo, che nello stesso momento tutti i finanziamenti che ci sono in Sicilia destinano il 2% delle somme a un'opera d'arte, che può essere la qualsiasi, ma in una strada se la inventano, allora dove sta E quindi in un momento sarebbe un altro che il nostro MAN, un museo a cielo aperto, nell'arco di un anno già sarebbero 400-392 opere d'arte da poter installare. Quindi questa è una cosa insomma, che mi stava molto a cuore e che volevo dire. Io, siccome poco prima mi ero scritta una frase che non ricordo mai, ma come faccio a questa testa? E allora, eccola qua, perché voglio chiudere pure poi con quella frase, però voglio dire, la cosa importante è perché siamo qua. Noi siamo qui per presentare il volume Un muro dopo l'altro, che è stato egregiamente curato dalla nostra Dolcini, Loretta Dolcini, poi vi dirà il professore di chi stiamo parlando. So che ci sono anche gli editori del libro che sono qui, sono venuti appositamente da Firenze per presentare il loro libro. Noi non ci siamo ancora perché quando l'hanno fatto ancora l'esperienza di Naro non si era conclusa, però che importa, ma il concetto, sì, noi qualcosa la dobbiamo fare, perché al di là di tutto non è importanza, Saverio, chi è il sindaco del momento, se ce n'è uno di prima o uno di dopo, ha poca importanza. Chi ha a cuore il proprio paese deve sforzarsi di fare le cose anche senza avere la medaglietta, e quindi questa è una cosa che sicuramente mi fa piacere portare avanti. Quindi dicevo poi insomma abbondantemente, l'abbiamo voluto fare qua Loretta, proprio in quella che è il tempio della cultura, e diceva bene Don Angelo Chillura, i Lucchesi Palli non l'hanno voluto donare né alla Chiesa né allo Stato, l'hanno voluto donare questo luogo magico, questo luogo speciale, l'hanno voluto donare al popolo agrigentino, e quindi per noi è un onore e la ringraziamo per l'ospitalità. In ogni caso volevo chiudere con una frase che mi è piaciuta, perché ho fatto una piccola ricerca e mi è piaciuta. Diceva Pablo Picasso: l'arte scuote dall'anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. E noi stasera, ma non solo stasera, vogliamo respirare arte per essere tutti un poco più buoni, perché secondo me, insomma, quando ci si affida all'arte diventiamo tutti un poco più buoni. Grazie per l'attenzione e buon lavoro, e grazie a tutti voi per essere qui. Grazie Maria Grazia, veramente hai detto un sacco di cose interessanti e utili, però il tema è sempre quello, Naro lo dobbiamo storicizzare, per forza. Alla fine non resterà nulla, solo un ricordo popolare di un evento, di un fenomeno. La storicizzazione attraverso una pubblicazione sono atti che rimangono anche dopo secoli, e la biblioteca qui è l'esempio eclatante di quello che viene attestato attraverso le pubblicazioni. Noi abbiamo un vantaggio sulle pubblicazioni perché ci affidiamo alla dottoressa Dolcini, che è un grande esperto storico dell'arte, è stato storico dell'arte per credo 3 o 4 presidenti della Repubblica, quindi parliamo di persone
conoscono le cose, che ci ha aiutato molto e ci ha incoraggiato con questo volume un modo dopo l'altro proprio ad attestare il valore di questa esperienza, che il libro raccoglie circa 15 anni di questa esperienza in giro, un muro dopo l'altro. Vuol dire che non è il muro che viene da noi, ma siamo noi dove c'è il muro, quindi un po' nomadi come artisti, ma nello stesso tempo importante perché ci arricchisce questo fatto dell'incontro in luoghi. Siamo stati 8 giorni in un monastero ortodosso bulgaro. L'abate ci considerava un po' eretici, appena mi vedeva mi dava sempre la benedizione, perché i cattolici non sono proprio al 100% secondo gli ortodossi, quindi. Allora io lascio la parola adesso all'anima di questo lavoro, che penso e spero possa continuare ancora con una edizione che ci raccolga. Io insisto sul nome perché noi abbiamo un grande vizio e difetto, non ci accorgiamo mai delle cose che abbiamo, specialmente dalle nostre parti c'è questa cosa, non nemmeno riusciamo ad apprezzare la bellezza che Padre Eterno ci ha regalato, quindi nemmeno a capire fino in fondo cosa è stato Naro in questi 2 giorni, per questo è importante. Però di Naro ne parleremo quando avremo il secondo libro, ora parliamo del libro esistente e do la parola a Loretta Dolcini. Grazie per l'invito e anche per l'organizzazione di questa bellissima serata. Allora, io ho il compito appunto di presentare il libro, è un libro molto complesso in realtà, perché apparentemente sfogliandolo così appare appunto come un catalogo di bellezza, di belle opere, e questo anche perché vuole mostrare proprio le immagini di quello che è stato prodotto artisticamente, quindi ha soprattutto questa valenza. Però quello che era importante, almeno in questa prima pubblicazione, era cercare di interpretare che cos'è questo lavoro da un punto di vista artistico, come collocarlo, questi giovani che arrivano e dipingono in questi luoghi pubblici, insomma, che tipo di arte è, come la collochiamo nel mondo dell'arte contemporanea e dell'arte in generale. Anch'io inizio a parlare, ma il discorso è piuttosto lungo, se vedo poi che esagero, a un certo punto vi lascio, magari per un'altra occasione. Vorrei partire, nel parlare del libro, del testo introduttivo che ha fatto un autore, l'unico delle persone che hanno prodotto questa pubblicazione, che non è presente stasera, ed è lo storico dell'arte Carlo Sisi, uno storico dell'arte molto famoso, molto apprezzato a Firenze, che al momento in cui c'è stata l'idea, il desiderio di produrre questa pubblicazione era il presidente dell'Accademia di Belle Arti, e devo dire è stato molto importante perché anche lui ha contribuito veramente tanto dalla sua posizione di autorevolezza a consentire che venisse pubblicato, perché potete immaginare l'Accademia, tutti i docenti si sollevano anche perplessità, gelosie, non era facile arrivare a pubblicarlo. E Sisi intitola il suo testo, perché poi i titoli di questo volume sono molto significativi: La pittura murale è nell'aria. È nell'aria. Cosa voleva dire? E dove anche lui a sua volta lo riprendeva questo titolo da un altro scritto prima di lui, ed era addirittura uno scritto degli anni 30, di una rivista degli anni 30 del Novecento,
che veniva, questo articolo veniva pubblicato proprio in un momento in cui stava, diciamo, si stava verificando un grande interesse verso la pittura murale. E la pittura murale, lo sapete, è la prima delle manifestazioni artistiche, la prima, la più antica, la più sacra, perché veniva proprio realizzata nelle pitture rupestri, proprio per il suo significato di sacralità e di collettività, perché esprimeva dei valori comuni. Ecco. E questa tradizione pittorica ha avuto sempre nei secoli, nei millenni, un grande successo, soprattutto nell'ambito del Mediterraneo, fino ad arrivare ai secoli nostri. Però si è verificato a un certo punto, per un mutamento proprio nelle modalità di vita, che la pittura murale è quasi sempre una pittura pubblica, perché è nelle chiese, era nelle caverne, è nelle chiese, è nei palazzi storici, è nei palazzi del potere, e quindi diciamo che ha un ruolo, ha sempre avuto un ruolo importantissimo, con un cambiamento di vita, ma anche con la considerazione che questa tecnica è una tecnica preziosissima, difficilissima, ci vuole una grande forza anche morale per sostenerla, perché si parla di superfici enormi, di possedere delle tecniche molto particolari che non tutti avevano, come anche non tutti i restauratori ce l'hanno, e non era facile, non è stato facile anche per il professor Vinci Guerra promuovere questo diciamo ritorno alla pittura murale. Ecco perché negli anni 30 la pittura murale nell'aria, perché c'è stato un momento verso la fine del Settecento in cui tutte queste modalità di espressione legata all'architettura, alla decorazione architettonica, hanno cominciato a decadere e quindi sono state anche messe da parte nella consuetudine artistica, tanto che anche nelle accademie c'era, quando sono state istituite, c'era la cattedra di pittura, ma non c'era la cattedra di pittura murale, di affresco, non c'era. E quindi è stato anche qui un primato fiorentino, che è un po' la patria dell'affresco, avere reintrodotto proprio nella scuola. Il professor Vinci Guerra non solo ha incominciato a insegnare l'affresco, ma è riuscito a istituire la cattedra dell'affresco, che non c'era. Ecco, quindi già negli anni 30, dopo un secolo di dimenticanza, più di un secolo, si comincia a sentire a risentire questa mancanza di questa presenza della pittura, di questa decorazione architettonica, di questo linguaggio collettivo. Ecco perché il titolo La pittura murale è nell'aria. Tanti intellettuali, soprattutto, è partito un po' dalla Francia, dalle Corbusier, cioè dall'architettura, questa esigenza di riproporre la pittura murale. E quindi ci sono stati tanti tentativi, tanti artisti interessati a promuovere questo tipo di pittura. Anche nel periodo fascista è stata molto utilizzata e incrementata dai pittori del tempo, Sironi in particolare, che ha proprio anche scritto un testo, un manifesto di sostegno alla pittura. E quindi ecco che insomma questa pittura, un altro grandissimo pittore che ha sostenuto sempre fra gli anni 30 e 50 la pittura murale è stato Corrado Calvo, che non ha lavorato sempre per le pareti, facendo anche arazzi per le pareti che hanno il vantaggio di poter essere spostati, e promuovendo la pittura murale anche lui con uno scritto famoso: i muri ai pittori,
cioè restituiamo ai pittori il muro. E quindi si arriva appunto alla metà del secolo precedente e in questa così pittura nell'aria si assiste a delle prime manifestazioni, le abbiamo viste tutte, il graffitismo, che era la pittura delle bombolette, era una pittura diciamo di impatto, no? di ribellione, e si andava a testimoniare una presenza di ribellione di nuovo nei luoghi pubblici, nelle stazioni, no? Nei sottopassaggi, e quindi questa era e quella è stata una prima esperienza. E qui mi valgo un po' anche di quello che ho scritto nel catalogo. E quindi a partire dagli anni 60, con il genere polemico del graffitismo nelle periferie urbane soprattutto, quindi nei luoghi più desolati. Ecco, in questi anni, dagli anni 60 al 70, l'aspirazione murale, che è nell'aria, ha riconquistato il territorio, cioè si è rimpossessata dei luoghi pubblici. Il ruolo perduto che ha sempre avuto nei millenni, occupando interi tessuti abitativi, come poi è avvenuto anche a Campiglia Marittima, come adesso è avvenuto a Naro, e anche in altre località, in altri paesi, non sono questi gli unici. Ecco, quindi questo. E poi dopo c'è stata un altro tipo di, sempre un po' nello spirito del graffitismo, cioè un po' polemico, un po' aggressivo, e c'è stata appunto la cosiddetta site specific, che ci avvicina alla nostra esperienza. Cioè, e anche il titolo del mio scritto e di tutto il libro, Un muro dopo l'altro, viene da lì, cioè viene da questa pittura che site specific, cioè specifica per un posto. Cioè io ti porto in un posto e ti dico: tu mi fai un'opera su questa parete o su questo luogo, può essere anche una scultura, la site specific. Però che caratteristica ha? Che non è molto diversa dalla pittura tradizionale, perché l'individuo, la concettualità del pittore ha la prevalenza. Cioè, il pittore vuole esprimere una propria ideologia, una propria concettualità, e quindi diciamo che rimane ancorata quel tipo di arte allo studio. Il professor Vinciguerra, il suo saggio l'ha intitolato Oltre lo studio, no? Cioè è comunque l'espressione di una creazione solitaria, individuale. Invece quello che è il valore del lavoro loro è appunto invece un tipo di creazione artistica che viene prodotta insieme, viene realizzata nei suoi vari passaggi da una collettività ed è destinata a una collettività. Il passaggio tra il graffitismo degli anni 60 e questo tipo di esperienza di cantiere passa poi per l'arte pubblica, cioè tutti i movimenti hanno avuto vari termini per descriverli e sono uno diverso dall'altro. L'arte pubblica vuole essere destinata a un pubblico molto vasto, molto ampio, come è d'altra parte appunto anche questa esperienza pittorica del gruppo del professor Vinciguerra. Quindi arriviamo appunto ad oggi a dire allora questo lavoro come si mette? Cos'è?
E questo lavoro lo abbiamo voluto, e anche Sisi era d'accordo, lo abbiamo voluto riallacciare a quel momento degli anni 30, quando questa tradizione pittorica è tornata in auge anche come simbolo di unità delle arti, che architettura e decorazione, cioè le arti non sono viste separatamente o come una maggiore o una minore, ma collegate una con l'altra e dipendenti una dall'altra. E una delle dipendenze grandissime della pittura murale è appunto il luogo, l'architettura alla quale si lega. Quindi questo gruppo di lavoro cosa ha fatto? Cioè, quando un muro dopo l'altro si presenta il muro è collocato in un posto dove ci abitano, ci stanno delle persone che fanno delle cose, che hanno delle abitudini, che hanno delle tradizioni, che hanno una storia, e quindi il gruppo muove questo tipo di conoscenza proprio della realtà culturale, della realtà ambientale, e il progetto che viene dopo, che spesso è di uno magari, no? Su un altro, perché poi magari il gruppo dei pittori, ognuno di loro pensa a un progetto, pensa a un'idea, che poi magari anche tra loro arrivano a sceglierne una come più adatta magari, però poi viene realizzata da tutti insieme, quindi l'osservazione, la conoscenza, il progetto, le prove, la discussione, i bozzetti, la scelta e anche il rapporto importantissimo con i committenti, perché i committenti sono fondamentali. Ad esempio proprio a Campiglia c'è stata una committenza molto importante delle donne che hanno cambiato il mondo, e appunto per quello dicevo, è stata proprio richiesta da un committente, però come farle, poi dove, come, quali, i nomi li ha dati lei, vero? Poi vi racconto. Eccoci, quindi anche il committente è molto importante. Quindi diciamo che ecco perché quel libro è complesso, perché parla di tutte queste cose, parla di come si è sviluppata l'arte storica murale nel secolo scorso, parla dei materiali, parla delle difficoltà, parla delle modalità. Prima si parlava di una convenzione, nel libro si parla anche della convenzione da un punto di vista amministrativo, come è organizzato, perché ci sono le leggi, ci sono i limiti, ci sono le garanzie da dare. Quindi nel libro si parla anche di tutto questo, quindi è molto complesso, perché dà conto culturalmente, storicamente, dello sviluppo di questo tipo di pittura, che, come ripeto, quella in particolare del gruppo del professor Vinciguerra, l'abbiamo collocata nella sfera della grande decorazione murale architettonica, della grande decorazione, non della decorazione dell'imbianchino che arriva con la mascherina e fa le foto, no, la grande decorazione che nella visione unitaria delle arti è un'arte esattamente come le altre, è un'espressione creativa come le altre, però appunto vissuta con questa consapevolezza che si immerge in un mondo. Il quadro da cavalletto non si immerge in nessun mondo, cioè può essere un grandissimo capolavoro, un'opera d'arte che spesso poi si legava a una o due persone, e invece qui si parla di espressioni collettive nella religione in particolare, pensiamo al Medioevo, tutto quello che ha prodotto soprattutto tramite la pittura murale.
Quindi diciamo la valenza di questa, e poi vi lascio perché non voglio, la valenza di questo libro, l'ultima di cui voglio parlare, è proprio questo lavoro collettivo, questo lavorare insieme, anche aiutarsi, confrontarsi e crescere insieme. Per me è stata un'esperienza eccezionale, perché il professor Vinciguerra, che conosco da sempre, un giorno mi ha telefonato, mi ha detto: Loretta, senti, ma mi aiuteresti a fare questo libro così? Io ho detto sì, lo facciamo. E cosa ha fatto il furbetto? mi ha messo a fianco questa signora, giovane signora Irene Lombardi, che allora stava ancora studiando all'Accademia, non era ancora laureata, come ancora non era laureato Christian, e loro hanno sempre lavorato insieme. Poi dopo, quando sono laureati, si sono un po' allontanati, e devo dire tutto questo libro è frutto del gruppo. Le foto bellissime, di ballo artistico. sì, Un corpo di ballo artistico. infatti è quello dove adesso ci arrivo, proprio quello che ha detto lei. E quindi noi abbiamo lavorato, come ci vedete adesso, per un anno intero. Tutti i giorni andavamo nel crogiolo dello studio del professor Vinciguerra, davanti ai computer, e per un anno intero abbiamo lavorato. E lei ha fatto questo meraviglioso, ha impaginato questo meraviglioso volume con una grandissima professionalità. Nessuno potrebbe, no, gratuitamente, l'ho fatto gratuitamente. Le fotografie meravigliose sono tutte del gruppo, quindi diciamo che il lavoro è questo libro. Sisi allora, quando lo presentò, lo chiamò, è un talismano, disse. Ecco, questo libro è l'espressione di questa passione di questo gruppo. E quando stavamo finendo, perché poi mi faceva piacere quando scrivevo che Irene leggesse, perché è veramente una persona di grandi capacità, come sono tutti, ognuno di loro ha le proprie sfumature. E questa qui l'ha dettata lei. E finisco con questa frase, poi però devo dirvi un'altra cosa che non c'entra niente con questo, ma insomma, ma è proprio lo scostamento dall'individuale a dare ricchezza alla realtà e al prodotto di gruppo e certezza al risultato. Qui diventa essenziale l'abbassamento dell'individualismo creativo e l'innalzamento dello spirito di coesione e fusione paragonabili a musicisti che suonano in armonia, un'armonia timbrata dal direttore d'orchestra, il maestro. Questo atteggiamento serve. Questo è dove prevale l'individualismo. Questa è stata l'esperienza. Questo atteggiamento serve al singolo artista e che per certi aspetti avanza nel percorso pittorico personale grazie alla collaborazione con l'altro, nella ricerca di soluzioni a problemi tecnici e formali, mentre al gruppo serve per diventare vera orchestra. Bellissimo. Per procedere un muro dopo l'altro. Brava. Allora, io volevo dire questo, che amo moltissimo questo posto, questa terra. Quando sono scesa dall'aereo ieri,
provato una grandissima emozione, anche perché diciamo non sono nuova a questa zona, a Maro in particolare, perché sempre il professor Vinciguerra, quasi parallelamente a questo lavoro, abbiamo intrapreso, io in realtà l'ho seguito, non senza diciamo prudenza prima di capire quello che stava proponendo, però abbiamo avviato uno studio che è del tutto ipotetico, però ha dei fondamenti documentali, ha dei fondamenti di ragionamento, ha dei fondamenti di esperienza, che è un argomento però un po' sovversivo, perché va a sovvertire una dimensione, una tradizione culturale, storico-culturale, che è talmente solidificata che è quasi intoccabile, risulta intoccabile. Ecco. Da studi fatti dopo il furto di uno stemma, sempre nell'Agrigentino, il professor Vinciguerra ha cominciato degli studi, La Torre del Salto. Salto d'Angelo, ha cominciato degli studi e lì gli è venuta fuori questa notizia, non sul suolo siciliano, ma sul suolo ispanico, iberico, è venuta fuori che questi chiaramonte così grandi, così potenti, così eccezionali anche artisticamente, in realtà non sono i figli di un rampollo di una vecchia famiglia chiaramonte arrivata al tempo dei Normanni, non sono questo, ma sono i figli rampolli di una famiglia grandissima catalana, sarebbero figli di un certo Guillem Claramunt, proveniente da una famiglia almeno presente in Catalogna dal X secolo. Ancora ci sono i loro castelli, i loro stemmi, i loro nomi, e questo porterebbe anche a delle valutazioni dell'importanza di quello che è avvenuto in Sicilia in quel secolo che la famiglia è stata qua. E quindi ho dedicato grande passione a questo studio che mi ha fatto capire tante cose proprio anche delle radici della molteplici della Sicilia. Ci sono quelle arabe, ci sono quelle sveve, però ci sono quelle catalane in maniera molto superiore alle altre, e anche diciamo rispetto all'evoluzione della nostra lingua, perché non si dice, non si studia, non si sa di quello che è stato portato anche a livello filologico, linguistico. E quindi diciamo è nata questa passione, quindi sono felicissima di essere tornata, vi ringrazio ancora, e chiudendo con questa bellissima frase di Irene, le passerò la parola dopo che l'avrà presentata il professore. Grazie Roberta. Poi si lamenta, ma poi mi segue sempre su questa avventura pazzesca. Poi c'è la Brandaria che mi tira da un'altra parte. Ma alla fine abbiamo fatto il centro studi, Mariella è vicepresidente, l'attività continua su Chiaramonte, ma faremo un convegno apposito. O aspettiamo che finisce la mostra, perché non voglio disturbare nessuno, già mi sto facendo troppi nemici, ma la faremo, ve lo prometto. Moderatore. Va bene, io sono un libero cittadino. Io rivesto il ruolo del moderatore, forse è il meno calzante al mio carattere. Comunque rispondo al signore che chiedeva ma chi è l'autore? Poi la Loretta ha risposto benissimo, noi non abbiamo un autore. La prima
il primo giuramento o atto di fede, direbbe il nostro padre, è quello di rinunciare, come San Francesco, al proprio io e assecondare quello che sono le fasi creative senza prevalere sugli altri. Questo è un grande esercizio importante che va controcorrente, perché ora alla fine, invece di parlare al libro, stiamo aprendo un grande dibattito sulla funzione dell'arte e dell'arte contemporanea, che, come diceva padre Childura, è fondata proprio sull'ego, quello prevalente. Noi siamo all'opposto. Gli storici come la Dolcini hanno il dovere di collocare il fenomeno, di dargli una definizione, ma gli sfuggiamo anche a lei, perché ancora, cioè, quello che abbiamo fatto non può essere racchiuso in qualcosa ed etichettato, è un fenomeno, stiamo vivendo un grande fenomeno, che è questo, cioè anche, come posso dire, anticanoni previsti e adottati sull'arte contemporanea, a cominciare dal fatto che lavoriamo gratis, quindi questo ci apre le porte a tutto, il lavoro non ci mancherà mai, sono sicuro. Ma per ritornare all'arte contemporanea, al valore, al significato e anche all'impegno, alla dedizione di questi ragazzi che mi li trascino dietro come la Dolcini, non lo so, devo avere qualche cosa ipnotica, però mi seguono, riesco. E la Irene, che è stata una mia studentessa per tanti anni, non so quanti anni, non mi ricordo più, ma era sempre con me. Detta così, 5 sono tanti. Quando uno studente si prendeva, no, non so perché ho detto questo, perché ora io ho studenti solo del secondo anno, non li prendo più dal primo anno, quindi questi 5 anni dal primo anno al quinto mi sembrano tantissimi, perché ora li vedo in un attimo e non li rivedo più, che è più difficile. Con Irene abbiamo sempre parlato molto, lei mi ha sempre chiesto come mai io a un certo punto, verso la metà degli anni 2000, chiudo le mie relazioni con il sistema dell'arte. Mi vendevo, anch'io avevo le mie gallerie, ero un artista che produceva, faceva le mostre. A un certo punto incomincio a provare un senso brutto della cosa e incomincio a pensare, ma cosa si può fare, cosa ci può essere di alternativo alle gallerie per un artista trovare uno spazio vero, proprio, efficace. E mi è venuta questa idea, partita da Loretti, da Rossana ci ha dato poi la possibilità di applicare questa prima idea di sganciarsi da un sistema che ora Irene ci spiegherà se ha voglia, perché lei lavora da quasi 3 anni all'interno di un museo d'arte contemporanea, fa la manager per conto di una gallerista importantissima che ci darà il luogo, cioè questa è una galleria che sta in montagna, quindi se una galleria può sopravvivere sulle Alpi, vi lascio immaginare, perché se leo l'Alpe d'Agrigento non verrebbe nessuno nudo dopo dei giorni, ma la galleria sulle Ortisei, quindi la gallerista sta in un luogo dove i clienti sono tutti in possibilità di acquistare, l'opposto di quello che facciamo noi. Quindi, però anche Irene incomincia a essere un po' critica con queste cose e poi ci parlerà della sua esperienza di studentessa, artista, anche lei ha collaborato in tantissimi nostri progetti, ha sempre dato la mano tecnologica, digitale, che ho sempre sfruttato e non mi vergogno. Irene Lombardi. Allora, buonasera, grazie dell'invito, io sono molto emozionata, in realtà vengo appunto direttamente da Bolzano, quindi per me è un grande onore in realtà essere in Sicilia e confrontarmi comunque con un'utenza anche che, e con un pubblico che ha sempre vissuto, no? Una cultura molto forte, un ambiente sempre ricco, insomma, di storia, cultura, tradizione.
al di là, cioè, partendo diciamo, a ritroso, quindi volendo ripercorrere quelli che sono stati i miei anni da studentessa, appunto ho deciso di studiare a Firenze, comunque già lontano da dove provenivo, e la mia esperienza è stata un'esperienza, diciamo, inizialmente ero molto scettica, no? Perché a differenza magari dei luoghi, della metodologia, anche della giornata, di come si sviluppa la giornata, diciamo, nei luoghi da cui provengo, le persone insomma mi hanno accolto subito con molto affetto, con molto calore, no? E questo ha portato sicuramente in me un grande percorso anche formativo a livello emotivo, a livello professionale, che poi si è rivelato molto utile, diciamo, nel presente. Quindi tornando indietro, quindi volendo ripercorrere quelli che sono stati appunto i caratteri fondamentali della formazione, quello che mi sento di dire è che il primo contatto vero con il mondo della pittura murale è partito dal corso di affresco. Il corso di affresco che ha istituito insomma, il professore, che ho frequentato insomma, con coraggio, insomma, perché non è dipingere sul cavalletto, no? Quindi bisogna essere, diciamo, a conoscenza di tutta una serie di supporti, bisogna conoscere il materiale ha dei limiti, ma anche delle grandi possibilità, che sono completamente diverse da quelle che in realtà un supporto cartaceo o un supporto su tela ti consentono di fare, no? Quindi la conoscenza dei materiali è sicuramente stata un punto di partenza importante e un punto di studio, diciamo, parecchio complicato, no? All'inizio, sì, complesso. Quindi questo corso d'affresco in qualche maniera ci preparava a quella che sarebbe stata l'esperienza futura, no? Insieme sicuramente insieme a Cristian, mi ricordo, noi speravamo prima o poi di essere inclusi all'interno di questi grandi progetti murali, no? Che venivano fatti al tempo prevalentemente a Campiglia, e precedentemente era stata fatta questa esperienza in Bulgaria, no? Quindi chiaramente da giovani noi speravamo di iniziare a viaggiare, di usare quello che imparavamo direttamente sul supporto e a contatto con la gente, con l'ambiente circostante. Abbiamo poi iniziato a Campiglia, a Venturina, e è stata un'esperienza incredibile, sicuramente un'esperienza spaventosa all'inizio, no? Per la paura di sbagliare, quindi ci si ritrova sempre davanti a un supporto talvolta anche di dimensioni monumentali, che implica tutta una serie di nuove difficoltà, no? Quindi non si tratta più della piccola porzione di muro che si presenta nel contesto accademico, ma si tratta in questo caso di un grande supporto che deve rispondere, diciamo, a dei colori, a dei materiali, diciamo, che sul momento possono reagire in una maniera completamente inaspettata, diciamo. Abbiamo risolto, diciamo, in loco molti più problemi di quanti ci saremmo immaginati di dover risolvere. Una parte anche che penso sia molto importante è la progettazione, quindi tutta la fase, diciamo, disegnativa e progettuale e di ricerca storica, artistica, di contatto, insomma, con le realtà in cui andavamo a intervenire. La progettazione secondo me è una fase molto importante e che ci ha messo sempre, diciamo, a contatto con le persone che abitavano i luoghi, no? Io personalmente mi sono occupata principalmente della progettazione di Merano, sì, un dipinto appunto di 18 metri che abbiamo realizzato appunto in convenzione con la provincia, e ovviamente è stato, voi potete immaginare, 18 metri, un ponteggio gigantesco, e noi andavamo avanti e indietro, poi ci hanno fatto una serie di corsi sulla sicurezza sul lavoro, come si sale su un ponteggio, quindi esperienze anche forti, diciamo, dal punto di vista umano sicuramente, e anche dal punto di vista professionale e lavorativo. Cioè, quello che abbiamo imparato attraverso queste esperienze non è stato solo una tecnica oppure il saper realizzare o l'imparare a dipingere, no? Che chiaramente come studenti di pittura era il nostro obiettivo, no? Il nostro obiettivo era trovare un modo per essere riconoscibili in qualsiasi contesto e in qualsiasi situazione, qualsiasi cosa dipingevamo o disegnavamo, no? Questa è una sfida
che forse in una vita non si finisce mai, diciamo, di intraprendere, e nel momento della progettazione su muro diventa, diciamo, ancora più complesso, perché ci si trova appunto a contatto con altri elementi che costituiscono questo gruppo, no? Elementi che magari sono molto diversi a livello pittorico. Per esempio quello che dipingevo io per quanto riguarda la mia ricerca personale era molto diverso da quello che dipingevano i miei compagni, quindi riuscire, diciamo, a non invadere lo spazio dell'altro, a non sovrastarlo, allo stesso tempo a non rimanere, diciamo, indietro, quindi non rimanere, diciamo, dietro le quinte, diventava un'esperienza forte, no? di relazione e cioè un insegnamento quasi di vita, si può dire, no? Ma anche a livello professionale un modo per iniziare a lavorare in team, no? Una cosa che penso oggigiorno sia davvero complesso da fare, anche all'interno, no? del mondo del lavoro. Un altro aspetto che ho considerato molto importante durante questi progetti, che mi ha aiutato poi alla realizzazione, appunto, all'idea di costruire una carriera futura, è lo studio dei materiali, però dei materiali che avessero molto a che fare con il contemporaneo. Ovviamente nel contemporaneo ci sono diciamo, tutta una serie di urgenze, no? che spaziano sicuramente appunto dal punto di vista umano, quindi come lavorare con l'altro, come cercare un'interazione nel lavoro dell'altro, ma anche come trovare un modo per realizzare questi dipinti con delle tecniche anche ecologiche e che rispettino l'ambiente circostante. E tante volte anche quando si passeggia per Campiglia, o quando adesso sono andata a vedere questo ultimo progetto di Naro, che è stato veramente... Io mi sono emozionata quando l'ho visto, perché ho detto, cavoli, un progetto così ampio, così interessante, anche esteticamente così ben inserito all'interno di questo contesto e realizzato con materiali contemporanei, no? Quindi l'insieme è, diciamo, tener conto di un passato che comunque vive e continua a vivere nel nostro presente, declinato però con dei materiali, diciamo, contemporanei, quindi che parlano dell'urgenza, no? di preservare quello che c'è e quello che ci sarà. Quindi questi dipinti, diciamo, non solo rappresentano un qualcosa di esteticamente bello e piacevole per chi li osserva, ma parlano di un contemporaneo urgente, parlano di un qualcosa di cui tutti abbiamo bisogno, no? Tutti continuamente iniziamo a pensare all'ecologia, al modo, insomma, a trovare un modo per generare bellezza in maniera ecologica e contemporanea. Questo libro è stato il risultato, insomma, della volontà di racchiudere questi 10 anni di esperienza di pittura murale in un unico, diciamo, volume che potesse parlare della nostra esperienza, ma che potesse anche aiutarci da un punto di vista professionale. Io stessa ho utilizzato più volte, diciamo, questo catalogo per spiegare qual era stato il mio percorso, la mia formazione accademica. Chiaramente chi studia pittura ha in mano tutta una serie di possibilità, ma queste possibilità devono essere, diciamo, in qualche maniera scoperte e sfruttate e dimostrate, no? a chi ti sta di fronte, come in realtà qualsiasi professione, però diventa sempre forse quasi un muro, no? Questo aver studiato pittura non sempre, diciamo, viene accolto in maniera positiva, ecco, dalla gente. E questo libro diciamo, mi ha aiutato non solo a gettare, insomma, le basi di quella che è stata poi la mia esperienza, diciamo, di oggi, ma anche ad utilizzare tutta una serie di competenze che mi portavo dietro, come sicuramente quella dell'impaginazione, della grafica, la passione, insomma, per la ricerca, per
per l'arte e per la storia dell'arte, che ho avuto il piacere insomma di approfondire con Loretta. Veramente abbiamo lavorato in una sinergia particolare, quindi questo è stato sicuramente molto importante. Quello che mi sento di dire, ritornando a questo concetto di urgenza, è che quello che conquista, diciamo, un luogo che accoglie un dipinto murale non è solo appunto bellezza, ma è arte alla portata di tutti, no? Oggigiorno è bello, cioè non è solo bello, però è cultura, no? Quindi passeggiare per i luoghi di Naro, come avrete la possibilità di farlo voi, o io stessa quando passeggio per Merano, che è vicino alla mia città, diciamo, oltre a ricordarmi un'esperienza di condivisione e di studio, mi sento, diciamo, parte di un luogo che ha voluto accettare come un cambiamento, no? Un cambiamento su un territorio che dice crede nei giovani, nel lavoro, nella pratica della cultura, nella bellezza, in un mondo sostenibile, in un mondo, diciamo, che continua a rinnovare e a rinnovarsi, no? E questo penso che sia qualcosa di impagabile, no? Oggigiorno. Un'altra cosa sarebbe molto importante che questa esperienza non solo rimanesse un'esperienza di studio per noi, ma che si potesse veramente trasformare in un lavoro, no? In un qualcosa che ci consente anche di vivere una vita adatta, diciamo, anche al mondo di oggi. Quindi questo forse è un appello a quello che sono le amministrazioni provinciali o quelle che sono le amministrazioni comunali, cioè che non è che bisogna, cioè sostenere è importante e dare una possibilità sicuramente è formativa da entrambe le parti, mettere in relazione giovani, mettere in relazione tradizione, mettere in relazione anche innovazione, no? Sarebbe veramente, come è stato nel caso della dottoressa Brandara e di Campiglia Marittima, un caso veramente importante, insomma, da preservare e da portare avanti anche nel futuro. Quindi, bravissima, veramente, hai toccato dei punti a me mi erano sfuggiti, cioè il grande contributo su un'attenzione verso i materiali ecologici che abbiamo portato a Naro è sfuggito a tutti, non gliene fregava nulla e non gliene frega nulla a nessuno, cioè perché è prodotto con l'additivo plastico, è più facile, è più comodo. Questo è un problema locale grave, ve lo dico, che va in qualche modo risolto e qualcuno se ne deve fare carico. Cioè la totale assenza di una formazione adeguata agli operatori che mi mettono prodotti a casa di oscura o poco chiara provenienza è pericolosa. Cioè, il progetto di Naro partiva proprio come un intervento verso gli addetti ai lavori, avevo anche chiamato il CNA di Agrigento ma non gliene fregava nulla, facendogli capire come la calce naturale possa essere utile per realizzare qualunque cosa e garantendo la durabilità. A questo punto è sfuggito. A Bolzano invece no. A Bolzano si usa solo materiale ecosostenibile, garantito e certificato. Ci arriveremo un giorno, non lo so. Quindi, allora, prima di dare la parola alla mia amica Rossana Soffitti, grande amica, abbiamo condiviso, guarda, lei parlerà sicuramente del grande muro, le donne che hanno cambiato il mondo, che contiene anche il ritratto di Rosa Balestreri, attenzione. Noi a Venturina Terme abbiamo dedicato a Rosa Balestreri un ritratto di 1,30 m per 1,30 m, bellissimo. E una sera su Facebook mi arrivò un ringraziamento di un nipote che era passato, l'aveva visto, mi ha trovato su e mi ha ringraziato.
Ma quel muro dopo l'altro ha prodotto anche fenomeni strani. Il giorno dell'inaugurazione, voglio ricordare Luciano Modica, che era diciamo, il nostro sostenitore, a lei voleva benissimo, era stato sottosegretario all'università l'anno prima, poi era diventato presidente dell'Accademia, quindi giocavamo bene. E quel giorno di inaugurazione venne uno e mi disse: Saverio, vieni che c'è una persona ti vuole conoscere. Ero con loro a parlare il giorno dell'inaugurazione, dice no, deve venire perché piange e non riusciamo a fermarlo. Si era talmente emozionato il povero Mario di fronte a questo muro con tutti questi ritratti che si era commosso e mi voleva conoscere. Ti giuro, dici voglio un lavoro così anche nel mio paese, lo pago io. E l'abbiamo fatto, dopo ne parlerà, ve lo dico io. Vi passo Rossana, che è una donna sindaca in un paese dove il ruolo è affidato alle donne. Campiglia Venturina è il luogo delle donne che gestiscono il territorio con grande capacità e grande sensibilità. Da sempre loro eleggono donne al governo cittadino, è bellissimo, un bel privato. Però sono donne impegnate, capaci. Grazie a Saverio che mi fa una presentazione veramente, come dire, emozionante. Intanto vi ringrazio tutti voi che siete qui stasera, ringrazio Don Angelo Pillura per averci ospitato in questo luogo bellissimo. La stessa emozione di cui parlava Loretta l'ho provata anch'io. Io adoro la Sicilia, vorrei poter venire molte più volte di quanto mi è consentito, ma davvero noi abbiamo davvero un privilegio, che è quello di abitare un paese bellissimo e di avere dei luoghi come questo, come la Sicilia, Agrigento. Io ieri sera mi sono affacciata da quella terrazza a vedere la Valle dei Templi sotto, è davvero emozionante. Quindi io credo che se, diciamo, prendendo spunto da questo libro, che prima di tutto è un libro bellissimo, è bellissimo ovviamente per me che lo guardo e che evoca tanti ricordi, no? Tanti pensieri che come avete sentito, no? Sono venute fuori dalle esperienze, da una storia importante, ma è bello da guardare, è bello da leggere e credo che rappresenti diciamo, una storia che, diciamo, dalla quale si possono trarre tanti messaggi. Il primo è non fermarsi davanti alle difficoltà. Se ci fermiamo davanti alle difficoltà non si riescono a realizzare cose. Non pensare che l'unico modo di fare le cose sia quello conosciuto e fermarsi a quello che conosciamo, ma lasciarsi andare all'immaginazione, perché io credo che nel nostro paese abbiamo anche bisogno forse di immaginare delle strade nuove e anche darsi delle occasioni nuove, perché ne abbiamo la capacità, ne abbiamo il diritto, ne abbiamo anche il dovere, perché questo è un paese, forse sono un po' troppo sentimentale da questo punto di vista, però io credo che noi abbiamo un dovere verso l'Italia, che è un paese che rappresenta un unicum del patrimonio culturale nella storia, no, del mondo, e quindi anche noi dobbiamo fare la nostra parte nel salvaguardare quello che abbiamo e nel crearne di nuovo, perché questo paese non deve finire di lasciare segni d'arte, sia nel mantenere e curare quello che abbiamo, che è talmente tanto, che fa quasi paura, no? Ma anche avere l'opportunità di creare qualcosa di nuovo.
perché il nostro tempo in qualche modo sia rappresentato anche da un'arte che è la nostra, che è quella che noi lasciamo in un qualche modo alla storia del nostro paese. Credo anche che questo libro dica che la professionalità alta che noi abbiamo nella nostra formazione, noi abbiamo un tipo di formazione, un'alta formazione di grande rilievo, e le istituzioni pubbliche devono dare a questa realtà evidenza. Come nasce questo rapporto, no, tra il Comune e l'Accademia di Belle Arti? Come al solito le cose, come dire, cominciano un po' per caso, no? Noi collaboravamo perché a Campiglia c'è da quasi 20 anni un festival delle arti di strada e collaboravamo con la cattedra di scenografia a quel tempo dell'Accademia, perché un professore dell'Accademia di scenografia aveva una casa a Campiglia, quindi stava lì e ci aiutava a fare, diciamo, dei fondali con i ragazzi di scenografia. Quando io sono diventata sindaco volevo rifare la sala consiliare, un affresco nella sala consiliare, non un affresco, diciamo, volevo fare qualcosa nella sala consiliare, l'affresco è arrivato dopo, la sala consiliare, che c'era un quadro inquietante, bruttissimo, quando ci si entrava dentro, come dire, toglieva il fiato da quanto era brutto, e quindi io dissi, ma insomma, e chiesi consiglio al professore e lui, insomma, ci mise in contatto e cominciamo a pensare a cosa fare, diciamo, in questa sala consiliare. Venne fuori, insomma, l'idea di un certo dipinto e cominciarono ad arrivare, la realizzazione fu fatta dagli studenti. Venivano i ragazzi delle scuole nella sala consiliare, loro facevano provare, raccontavano ai bambini cosa stava succedendo, quindi si è cominciato a creare un legame tra gli studenti, quindi ovviamente il professore, gli studenti e il territorio, i bambini, gli adulti, cioè ognuna di queste esperienze, che poi è stata certificata, perché poi gli enti pubblici non si possono muovere se non con delle modalità, ma anche lì, diciamo, non ci dobbiamo spaventare, perché io dico sempre, bisogna difendersi, in qualche modo bisogna trovare la soluzione, no? Ci si mette lì e piano piano si trova. Abbiamo fatto una convenzione con l'Accademia, ognuno ci ha messo un po' di risorse, poche, aggiungo troppo poche, noi ci muovevamo, era il 2009, e Maria Grazia lo sa, in un contesto di tagli ai bilanci pubblici sconvolgente, in cui le prime cose che andavano tagliate erano la cultura, cioè i primi tagli, perché ovviamente non potevi tagliare i servizi, non potevi, no, tagliare il funzionamento della macchina comunale e i servizi essenziali, e quindi il rischio era quello di vedere azzerato tutto quello che girava intorno alla cultura, agli eventi culturali, alla formazione culturale, e quindi a me questa cosa cioè, non andava giù, non andava giù, perché non solo non è giusto, ma come dicevo prima noi abbiamo un dovere anche di mantenere un certo livello culturale di questo paese, e quindi l'idea di cominciare a mettere poche risorse ma tutti insieme. Un altro tema che viene fuori da questo libro, e l'hanno detto Irene, è la bellezza del lavoro collettivo. Questa esperienza, nessuno di noi è niente se non fossimo stati tutti insieme, perché anche, diciamo, i ragazzi sono sempre stati trattati come parte paritaria di questa progettazione, cioè si partiva all'inizio dell'anno, si discuteva del luogo dove intervenire, del modo, del tema, e anche di come coinvolgere
facevamo delle commissioni di esperti, a volte diciamo dei bandi, abbiamo fatto un tabernacolo di Sant'Antonio, abbiamo fatto, no, questa raccolta di tanti, il professore ha fatto un progetto all'Accademia dove sono venute le immagini di Sant'Antonio tantissime, e cui poi con una commissione ne abbiamo scelta una, ma nel frattempo si è prodotto arte, perché quelle sono diventate tutte immagini belle di Sant'Antonio, ognuna che lo raffigurava in un modo diverso, e quindi ogni anno era un'esperienza collettiva di progettazione, programmazione, individuazione dei luoghi, dei modi, dei temi, e poi la realizzazione, come diceva Irene, in mezzo al paese, qualcosa che tutti vivevano, tutti vedevano, tutti apprezzavano. E io voglio, lo dico sempre, sottolineare la professionalità, io non credo di poterla chiamare in altro modo, degli studenti, perché e questa è una cosa notata da tutti, ragazzi che per 20 giorni lavoravano su un cantiere, freddo, pioggia, vento, cominciavano dalla mattina, chiudevano la sera senza lamentarsi, con le cuffiette, oppure le vedevi con una ti restituivano la serenità e la bellezza di vedere pian piano restituito un luogo che quasi sempre era o disastrato, perché magari, diciamo, aggredito dalle scritte, piuttosto, oppure magari un luogo anonimo che non voleva dire niente e che si stava pian piano trasformando in una cosa bella, in un'opera d'arte che è a disposizione di tutti. Ed è per questo che in tutte queste opere che vedete qui e che se insomma avrete occasione di vedere il libro, in tutti questi dipinti, in tutti questi anni ci sono stati 2 baffetti a un leone. Qualcuno è andato a fare 2 baffetti a un leone e poi i professori e i ragazzi gliel'hanno rilevati, ma per dire, quasi, diciamo, un vezzo, ma non mai un attacco diretto a qualcosa che tutti hanno vissuto come un'esperienza fatta da giovani che hanno lavorato e apprezzata da tutti, e c'erano tutti quelli capicantieri, anche noi avevamo tutti i capicantieri, anche lì che passavano, che vedevano, e quindi credo che un altro dovere che noi abbiamo è quello, sentendo parlare Irene, ma io ne sono sempre stata convinta che noi abbiamo un dovere nei confronti delle giovani generazioni di un certo tipo. Cioè, se possiamo creare occasioni in cui, anche solo se questo libro serve a tutti questi ragazzi che ci hanno partecipato ad andare a far vedere a chi capisce meglio che tipo di professionalità questi ragazzi abbiamo fatto qualcosa di buono, perché sarebbe giusto che in un paese come il nostro, che credo che sia il luogo forse meglio deputato ad accogliere il lavoro di giovani professionisti che sono professionisti nel campo dell'arte e che invece fanno fatica, ma fanno anche fatica perché se tutta la committenza pubblica si prendesse in carico il fatto di dare occasioni alle accademie, gli studenti che escono dalle accademie, un po' alla volta, per farli fare esperienza e per anche dargli occasioni di lavoro, cioè, secondo me con un po' di risorse tutti riusciremo a supportare una generazione, supportare un'esperienza, tutelare il patrimonio e restituire alla bellezza quello che abbiamo e forse crearne anche di nuovo. Quindi secondo me una sinergia del genere, che certamente questo racconta sinergia tra enti pubblici, ma questo non è detto che sia, questo esempio è mutuabile anche tra enti, diciamo, che non sono per forza pubblici, magari possono essere anche enti diversi, ma che individuano diciamo, la scuola di alta formazione e coloro che escono dalle scuole di alta formazione come soggetti da coinvolgere e da interpellare quando si fanno determinati interventi.
Io, guardate, con questa fissa che avevo, ho fatto la stessa cosa con il conservatorio. Noi non abbiamo il conservatorio a Campiglia, ovviamente è a Livorno, ma io ho fatto una rassegna musicale in una pieve romanica bella, che anche era lì senza far nulla, anche quella, nel senso che non ci si faceva niente di particolare, tra l'altro neanche usata per le messe perché era un posto particolare, quindi lasciata così in un posto meraviglioso, e anche lì senza soldi, senza tanti soldi, perché fare una rassegna musicale non è che ci si può inventare, no? E però se ai concerti 3 le affidi al conservatorio, ai ragazzi del conservatorio, e quando si ascolta quella musica lì non ha mica niente di meno, no? di quella magari fatta da un altro, e dai anche lì l'opportunità e ti restituisce una ricchezza come ci hanno restituito loro. Quindi io credo che, e chiudo col Muro delle Donne, il Muro delle Donne è stata l'ultima delle opere che abbiamo fatto, e l'idea, questo posto era, diciamo, è un muro di cemento che separa il paese da un'area fieristica, quindi quest'area fieristica, non potendo stare aperta perché poi ci possono andare dentro, quindi è circondata da questo muro brutto di cemento che piano piano si era sgretolato nel tempo, e quindi ma diciamo non si poteva buttare giù perché al di là non c'era nulla, nel senso che c'è semplicemente un'area da allestire nei momenti delle fiere, quindi che si vede, si butta giù e poi di là non c'è niente, quindi. E quindi l'idea che questo muro potesse diventare anche simbolicamente, il fatto del muro come separazione, come qualcosa che insomma restituisce un messaggio anche brutto, diciamo così, al di là dell'estetica del muro stesso che era veramente brutto. E quindi insomma, però il tema era complicato, quindi ci abbiamo studiato un po' e cosa ci facciamo, che tipo di tecnica usiamo. Questo muro è fatto, diciamo, con delle scannalature laterali, quindi non ci si poteva dipingere direttamente sopra, quindi cerchiamo dei supporti, inventiamoci che tipo di supporti. Il professor Vinci Guerra ha trovato un'azienda che ci ha portato i supporti in accademia, che sono una specie di muro, quindi sono una paretina di muro che loro hanno poi dipinto in accademia e poi portato, prima hanno sistemato tutto il muro perché hanno fatto un lavoro fantastico di sistemazione del muro, e poi dopo hanno portato le opere, e abbiamo deciso, visto che eravamo a una fiera, vicino a un'area fieristica, abbiamo fatto questo progetto che si chiama Fiera, donne che hanno cambiato il mondo, e abbiamo scelto 50 donne con una commissione, io avevo ovviamente delle preferenze, ma diciamo poi con una commissione di una quarantina di persone abbiamo stilato un centinaio di nomi, e poi piano piano a restringere abbiamo scelto quelle che ci sembravano le più significative nel mondo dell'arte, della scienza, della cultura, della storia, insomma della religione, c'è tutto, che è un progetto che può andare avanti all'infinito, nel senso che una cosa del genere con i supporti, quindi non c'hai bisogno neanche, no, di qualcosa che lo puoi fare in accademia, e si sono espressi 50 studenti che ognuno ha curato uno di questi dipinti, quindi sono tutti diversi, anche, ognuno ha la sua personalità, quindi davvero è stata un'esperienza quella davvero emozionante e bellissima, perché l'opera è bella e ha un grande significato e tanti significati, quindi insomma io penso che possiamo, se siamo serviti a qualcosa, anche solo per raccontare, per dare magari uno spunto perché un certo tipo di esperienza possa in qualche modo continuare nello stesso modo, in un modo un po' diverso, ma ecco, cogliere degli spunti per poter andare avanti su questa strada, come hanno fatto a Naro, e quando lui mi raccontava sempre c'è una sindaca, anche lì c'è una sindaca, e quindi insomma
Forse non lo so se c'è una sensibilità femminile, io penso che tutti siamo sensibili, in realtà cioè le corde della sensibilità dell'arte e della cultura non stanno, diciamo, nel genere, ma stanno nel cuore, nel senso nella convinzione, anche nella testa, nel senso nella prospettiva. E io devo ringraziare davvero, perché io sono sua amica, ma lui è un grandissimo amico, e questo è anche un progetto di relazioni, davvero, di relazioni che sono diventate profonde, longeve, qualcuna un po' più corta, ma tutte comunque di grande spessore. Quindi credo che ci siamo arricchiti tutti. Anch'io un po' di sensibilità ce l'ho anch'io. Sembro uno, ma non è facile, però in tutto questo racconto noi non mi stanno riconoscendo un altro mio primato, che l'editore l'ho portato io, non è che l'editore è una cosa così, la qualità e il libro è bello, glielo dobbiamo a Rodolfo e Silvia Tassinari, non ci dimentichiamo che da Firenze sono qui, non ci sono dovuti scrivere a parlare questa bellezza. Chiamo Rodolfo, vuoi dire qualcosa? Certo, li facciamo vedere. Almeno li conosciamo. Certo, tutti gli editori, tutta la famiglia di editori, perché c'è anche il papà, il capostipite delle edizioni Tassinari. Grazie Saverio. Io giusto due parole sulla Venturina che diciamo anni fa ci passavo e l'ha reputato quasi un paesino anonimo, e ora invece mi soffermo a vedere questi dipinti che chiaramente mi ricordano Saverio, con cui siamo legati professionalmente e anche emotivamente, e quindi mi fa piacere tutte le volte che passo con qualcuno dalla Venturina o dal Campiglia dico: guarda, questi sono opera degli studenti dell'Accademia, e comunque tutto partito da un progetto del professore, quindi ecco, mi sentivo di dire questo. È stato importante venire qui domattina, noi passeremo da Naro, mi sembra il minimo, domani si riparte, ma è stato comunque due giorni importanti e ci siamo sentiti in colpa per non essere stati presenti invece a Campiglia, ma spero di avervi ripagato con questa escursione, mi sembrava doveroso. Bravo. A mia madre che ha formato la fondatore della edizione Tassinari. Vi ringrazio. Vi ringrazio e mi faceva piacere manifestare la mia soddisfazione dopo aver presentato tanti libri della mia casa editrice di presentare questo volume in un ambiente così che mi affascina, è una cosa veramente bella. Non ho mai avuto una sede così prestigiosa per la presentazione. Quindi vi ringrazio tanto e sono felice di essere venuto da lontano, perché neanche così lontano ero andato a presentare un volume, però ne sono estremamente soddisfatto e ringrazio questa numerosa Siamo pronti per la prossima edizione. Io non lo volevo dire. Grazie. Fai un saluto. Lei, Silvia, è l'anima dell'edizione Tassinari. Con il fratello, Posso soltanto ripetere quello che hanno già detto il mio fratello e il mio babbo. Siamo davvero molto contenti e anzi, visto che parliamo di unione e di condivisione, vi posso dire che per noi è stato un viaggio familiare, quindi ci siamo riuniti come famiglia d'origine per venire fino qua ed è stato veramente molto un viaggio nel viaggio, e quindi ringraziamo ovviamente il professor Vinciguerra, Loretta, Irene,
tutti coloro che ci hanno permesso questo e questa sede meravigliosa. Grazie ancora a tutti. E poi alla fine sono sempre responsabile. Loretta del Dolcini in un suo libro mi definisce il vulcanico vinciguerra. Non sono cambiato. Comunque io non voglio dilungarmi, però questa grande esperienza è bella di vita, anche educativa, formativa, ci ha consentito diversi riconoscimenti. Abbiamo vinto un sacco di premi, abbiamo vinto il premio Claudia Ballo come il miglior lavoro di opera pubblica e ci dette il premio, che erano soldi, la ministra Carrozza in persona al Teatro Argentina. L'encomio, diversi encomi dappertutto, con il progetto che volevamo fare e non ce l'abbiamo fatto, nome, naviglio e ritratto, che è bellissimo, e noi restituiamo il volto a una persona alla quale era stata dedicata una via, è bellissimo, perché tu vai a cercare, ma come era fatto questo? Tu leggi un nome, via Pietro Cuori, chi è? È un anarchico, ma c'è un bel baffone, l'abbiamo trovato. Poi ho scoperto che ci sono molti anarchici nelle vie, fateci caso, se tu vai a indagare i nomi delle vie scopri che molti sono anarchici o sindacalisti, tante cose. Ecco, anche con quello si vinse il premio ANCI, il più bel progetto, ti ricordi? E cose non mi voglio vantare. Sei bravo, Allora, a questo punto io però vorrei osare. Si è parlato tanto, insomma, che è una continuazione anche per la nostra Naro, considerato che siamo in terra agrigentina, quest'anno eleggendo capitale della cultura. Allora noi, il prossimo libro, voglio fare una provocazione. Ma lo vorremmo presentare a Firenze. E dove? Dove? L'associazione Intanto della Nuova Cora è un'associazione che spazia in tutta Italia. Noi abbiamo qui stasera con noi una persona eccezionale che è titolare di una delle più belle, assolutamente storiche farmacie di Firenze, il dottore Vervaia, e noi verremo a presentarlo dentro la sua farmacia questo io ho voluto osare, però insomma credo di avere anche l'avallo della maggior parte del collettivo che è qui presente, perché questa è una cosa che noi faremo anche lì, un nucleo della nostra associazione, come lo stiamo facendo in tante parti d'Italia. Una delle prossime tappe sarà Bolzano, ormai ce lo siamo dette, e perché no, cara Rossana? Non possiamo non venire da te, e quindi insomma questa è la nostra intenzione. Intanto ci proviamo a fare il libro per venire da voi. Grazie di cuore. Dottor Indorvaia con la signora, alzatevi pure voi. Il dottor Indorvaia e la signora ci vuole salutare. Anche lì c'è sangue molto siciliano e molto argentino. Ma il discorso è che noi siamo qua, ma come agrigentini. Veniamo da Firenze, dove 15 anni fa ci siamo trasferiti. Per l'amore, noi siamo farmacisti, io e mio marito, non è un plurale maestatis, perché siamo due. Abbiamo la fortuna di avere il figlio farmacista con noi e guarda caso la vita ci ha portati ad andare lì, a Firenze, in questo posto particolare, che spero, insomma, reggiamo con le caratteristiche di siciliani, insomma. E avendo saputo che questi amici fiorentini venivano qua, allora si è detto, ma noi si va anche noi, si va anche noi, e quindi siamo felici, siamo veramente felici. Mi sento emozionata perché sono stata tirata, però forse quasi quasi me lo sentivo un pochino, perché vi devo dire che spesso la sera alle 20, quando chiudiamo, trasformiamo la farmacia in sede culturale, insomma, e quindi forse ecco, cogliamo al volo questi. Grazie a voi della vostra serata.
praticamente ci ha detto di sì. Una frase per la farmacista. Nella biblioteca d'Alessandria sul frontone c'era scritto Biblioteca dell'anima. Medicina per l'anima. La biblioteca è medicina per l'anima. Quindi i libri vanno insieme alle medicine. Anche lui è un farmacista. Bene. Siccome la serata è bella e piacevole, però capisco che stiamo facendo tardi. Io voglio chiudere con due cose simpatiche. L'incontro con Maurizio è stato un incontro auspicato da mio padre, gli parlava sempre di me e aspirava che noi ci si incontrasse. Non ci siamo mai visti a Favara, è stato lui che è venuto a Firenze, quindi anche quella visione si è realizzata, è incredibile. Ma è così, vedi quante cose succedono. Comunque. Le favarese a Firenze. Comunque io che vedevo vi ringrazio la nostra Presidente, grazie a Santara per la sua